Buongiorno, bentornati, Focus con voi fino alle 13:30, puntualissimi, mi stupisco anch'io di questa puntualità estrema, 12 esatte fino alle 13:30. Dicevo, oggi abbiamo anche tanti collegamenti, usciremo dallo studio per l'attualità, per la cronaca, ma insomma ripercorreremo anche quello che è successo a nord-est nelle ultime ore. Poi ci sono le notizie che arrivano continuamente anche, diciamo, dal resto d'Italia, qualcuna ci interessa direttamente, quindi mano a mano ve le daremo e insomma questo è il solito menù di Focus. Tutto questo, dicevo, è il contenuto, ecco, che vi accompagnerà, e poi voi naturalmente il vostro obiettivo è quello di essere informati e insomma noi cerchiamo di tenervi compagnia in questa ora e mezza. Dicevo di una serie di notizie che arrivano a livello nazionale ma che in qualche modo interessano anche il nord-est, ad esempio Matteo Salvini, che è il ministro, ricordo, ai trasporti e alle infrastrutture, che era impegnato questa mattina nella Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato, e ha detto che ci sarà un sottosegretario, un viceministro con delega agli aeroporti, quindi che si occuperà di questo tema importante che fa parte del futuro del paese. Ecco allora che dicevo, sarà sicuramente un tema che riguarda anche il nord-est, visti gli impianti, gli aeroporti strategici che ci sono da Venezia a Verona a Treviso, e quindi sicuramente questa è una notizia che interessa anche noi. Poi andiamo adesso col primo servizio, andiamo a Treviso, perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 5 anni nei confronti del sedicenne che aggredì a Mogliano una studentessa, Marta Novello, a coltellate, e quindi c'è stato l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione, è un po' tutto da rifare. Sentiamo i dettagli nel servizio. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione nei confronti del sedicenne che nel marzo del 2021 aggredì a Marocco di Mogliano la studentessa Marta Novello colpendola con 23 coltellate. Il processo in Corte d'Appello andrà quindi ripetuto di fronte a una sezione diversa da quella che si è già espressa e tenendo conto dei principi di diritto a cui dovrà ora attenersi il giudice del rinvio. Principi che si potranno leggere solo quando saranno rese note le motivazioni della decisione, adottata accogliendo uno dei motivi di ricorso del difensore del minorenne, l'avvocato Matteo Scussat. Posso dire che ho sollevato delle criticità della sentenza in punto di accertamento dell'imputabilità, cioè della capacità di intendere e di volere, e di verifica di presupposti per la sospensione del processo con la messa alla prova. Non è dato per ora sapere su quale di questi aspetti si sia concentrata l'attenzione della Suprema Corte e quali potrebbero essere le conseguenze a livello processuale, se marginali o di sostanza. Il giovane, rilasciato ad agosto per un errore burocratico, una mancata notifica, nel frattempo si sarebbe trasferito all'estero, a Londra. Su questo preferisco non commentare, non dire nulla, ecco. Ripeto, dei doveri di riservatezza e di segretezza, per cui perdonatemi, ma l'interesse del mio assistito è prevalente su tutto. Sono indubbiamente sorpreso, commenta l'avvocato della famiglia Novello Alberto Barbaro, ma dobbiamo capire esattamente in cosa consista questo annullamento. Ogni valutazione va rinviata alla lettura delle motivazioni. La nuova udienza in Corte d'Appello verrà fissata nei primi mesi del 2023. Questa è la cronaca, un paio di notizie economiche, finanziarie, non so a chi può interessare, ma io ve le do, perché i presidenti della BCC di Verona e Vicenza e di Banca Patavina hanno sottoscritto una lettera di intenti per dare avvio a un percorso aggregativo che in caso di esito positivo avrebbe efficacia a partire da gennaio 2024, quindi pronte ad aggregarsi BCC Verona Vicenza e Banca Patavina. L'altra notizia, sempre economica, viene dal mondo delle multi-utility, quindi delle aziende quelle municipalizzate che si occupano di distribuzione di gas, energia e di rifiuti. Qui arriva la notizia che il gruppo ERA, che è il gruppo triestino, ma che diciamo è però presente anche in
Veneto, a Padova con l'APS ad esempio, quindi Gruppo Era e Ascopiave SPA hanno fatto un accordo. Ascopiave ha venduto l'8% di Est Energy al gruppo Era. Questo cosa significa? Che ovviamente c'è un passaggio di azioni, però guardavo qui che la cosa, diciamo, il riassunto è che il gruppo Era adesso ha il 60% di Est Energy, mentre Ascopiave rimane con il 40%. Questo sicuramente è una notizia a chi magari è appassionato del mondo della finanza può interessare, anche perché si tratta di multi-utility, come dicevo, che operano nel nostro territorio, nel nord-est, Friuli Venezia Giulia compreso. Torniamo alla cronaca, perché insomma avrete letto della morte di Riccardo, il ragazzo che si è schiantato contro un albero nella zona delle Terme Euganee a Padova, e i genitori insomma provano questo dolore fortissimo, aggravato dal fatto che doveva essere la vigilia della laurea in scienze infermieristiche per Riccardo, ma poi si è scoperto insomma, che questa laurea in realtà non era così chiara e così prevista. Sentiamo un po'. Come mamma chiedo soprattutto sia ai genitori ma anche ai ragazzi: non tenetevi le cose dentro, parlate neanche con i genitori, anche se litigate, non importa. Poi la pace si può sempre fare, ma anche i genitori devono capire i figli che possono avere dei problemi dentro. Forse anche noi non abbiamo capito del tutto Riccardo. Stefano e Luisa Faggin parlano stringendosi l'un l'altra per affrontare un dolore che nessun essere umano dovrebbe mai provare, quello della morte di un figlio. Il loro Riccardo, 26 anni, è morto la notte prima di una giornata che doveva essere bellissima, quella della sua laurea, ma che invece sarebbe stata difficilissima perché nessuna discussione di tesi era in programma all'università. Se anche da queste enormi tragedie dobbiamo recuperare un insegnamento, un dare un senso a quello che è accaduto, è proprio che bisognerebbe, non so se sia possibile, ma trovare il modo di far uscire queste enormi difficoltà che evidentemente le persone si portano dentro. Cosa sia accaduto lunedì in via Romana a Ponense lo dovranno stabilire i rilievi della polizia locale, ma per questi due genitori ora resta solo un grande, immenso dolore senza spiegazione. Per questo Stefano e Luisa vogliono lanciare un messaggio importante: genitori e figli, cercate di comunicare sempre. È difficile ammettere ai genitori di aver fatto delle cose difficili, ed è difficile ammetterlo anche agli amici, ammetterlo alla comunità che ti sta vicino. Non abbiate questa paura. Le persone in generale, i vostri genitori o i vostri amici, saranno felici di aiutarvi. In via Romana Ponense, nel luogo dell'incidente, nessun segno di frenata, tutte le ipotesi sono aperte, nulla viene escluso dagli investigatori, ma niente potrà restituire Riccardo a mamma e papà. Riccardo era un ragazzo estremamente aperto, solare, amava fare del volontariato, è stato in parrocchia per tanti anni, ha fatto il capogrest, ha fatto la sagra. Diamo per scontato nulla, però ci viene da pensare che siccome Riccardo era molto prudente nel guidare e quindi ci sembra strano che sia accaduta una cosa del genere. Mi sento solo di ringraziare il signor Stefano e la signora Luisa, perché veramente hanno detto parole toccanti, strazianti, pensando al loro momento, ma davvero questo, diciamo, cercare di lanciare un appello ai genitori perché
cerchino di capire di più i loro figli è veramente forte e non possiamo lasciarlo inascoltato. Davvero grazie a loro per quello che hanno detto, una vicenda davvero brutta, drammatica, ma insomma cercano di trarre qualcosa di positivo con queste loro parole. Veramente grazie. E andiamo a Treviso, cambiamo argomento. Studenti che sfidano la sorte saltando tra i binari della stazione di Lancenigo mentre arrivano i treni. Se ne sono accorti i genitori che hanno segnalato alle autorità questo comportamento davvero assurdo. Vediamo. È vero che qui i ragazzi tendono a saltare in mezzo ai binari? Sì, è vero. Sì, molto spesso succede che davanti ai propri occhi vedi tanti ragazzi che fanno questi atteggiamenti veramente stupidi. Li si richiama anche, quindi a volte glielo si dice, però non ti danno proprio ascolto. Saltare tra i binari mentre sta arrivando un treno. Questa è l'ultima tragica moda che sta serpeggiando tra i giovanissimi studenti che frequentano la stazione di Lancenigo. L'allarme è stato lanciato da alcuni genitori che dal parcheggio della stazione hanno visto i ragazzi saltare da una banchina all'altra senza utilizzare il sottopasso. Anche per noia di fare un sottopassaggio momentaneamente, quindi anche sì, può essere anche per una prova di coraggio. Però. Oggi forse perché c'era la nostra telecamera tutti sono stati un po' più attenti, ma non abbastanza. Guardate dove più di qualcuno aspetta l'arrivo del treno verso Venezia. Fermi ben oltre il limite di sicurezza e non si spostano nemmeno quando il treno inizia a suonare. Quasi una sfida a chi si sposta per ultimo in una prova di coraggio che non ha alcun senso. E stando alle testimonianze è una moda che si ripete da tempo. Studenti quasi tutti del Planck che sta già agendo per cercare di arginare il fenomeno. Noi abbiamo anche l'intervento della polizia ferroviaria che viene a fare educazione all'interno delle classi e poi cerchiamo di agire sui più grandi, sugli studenti di quinta in particolare che vengono investiti del ruolo di tutor in qualche modo, però non basta. Preside che ci conferma come nella stragrande maggioranza dei casi dietro a questi gesti c'è un forte disagio familiare, con questi ragazzi che cercano di attrarre l'attenzione degli adulti. Per questo oramai non si contano più le convocazioni di genitori a scuola. Cerchiamo la collaborazione delle famiglie, sicuramente dietro questi comportamenti ci sono dei disagi. Eccoci tornati, 12 e 12 minuti, insieme fino alle 13:30, usciamo subito dallo studio, non facciamo aspettare Luisa Bertini, i nostri ospiti, e Andrea Benetti dietro la telecamera. Parliamo della tragedia di ieri, Davide Rebellin, il ciclista professionista travolto da un camion. Luisa, subito a te la parola, sei a Lonigo, con chi sei e che novità ci sono? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Lonigo dove c'è ovviamente tutta la comunità in lutto perché qui tutta la famiglia di Davide Rebellin è molto conosciuta. Davide aveva iniziato la passione per il ciclismo proprio qui, allenato addirittura dal padre perché è una famiglia dedita al ciclismo. Siamo in compagnia dell'assessore allo sport Andrea Castiello che fatalità proprio ieri avrebbe dovuto incontrare Davide per mettersi d'accordo su una festa di fine carriera, perché ricordiamo Davide Rebellin, 51 anni, ciclista di fama internazionale, aveva concluso una carriera molto longeva iniziata nel professionismo nel 1996, quindi ieri l'incontro doveva essere con lei in realtà per parlare di una festa. Sì, proprio così, ieri proprio pomeriggio avevamo l'appuntamento per definire i dettagli di quella che doveva essere la festa di conclusione della sua carriera sportiva, una festa che c'era stata sollecitata dai cittadini, dagli amanti di Davide, dagli appassionati che Lonigo ha sempre avuto e che ci chiedevano di realizzare insieme con lui una grande festa di comunità per celebrare al meglio i 30 anni di attività. Proprio ieri pomeriggio avevamo appuntamento con lui e ahimè l'epilogo, il tragico incidente ha cambiato quello che è il destino. Questa festa che doveva essere realizzata in primavera, una festa di comunità con una biciclettata con gli amici di sempre e una tra le priorità di Davide era quella di realizzare una biciclettata insieme ai ragazzi, ai ragazzini, ai bambini, alle scuole di bicicletta del nostro territorio, alle scuole elementari, perché voleva trasmettere la passione che lui aveva per il ciclismo, la forza, la dedizione, la fatica del ciclismo, i valori veri del ciclismo alle nuove generazioni.
generazioni. Anche perché, ricordiamolo, qua molti dei ragazzi hanno iniziato proprio all'ombra di Davide Rebellin, quindi vedendo lui come punto d'arrivo, e la comunità tutta ovviamente lo piange. La prossima settimana verosimilmente i funerali? Sì, la prossima settimana qui in Duomo verosimilmente dovrebbero esserci i funerali e ci stiamo organizzando per dare il giusto valore a questo momento che sarà sicuramente un momento di lutto per l'intera nostra comunità. È mancato un nostro concittadino, uno dei più amati concittadini leoniceni, oltre che uno sportivo amato a livello internazionale. Ricordo anche che qui la famiglia ha un bar, gestisce un bar dove tutti qui a Lonigo si riunivano per seguire le sue gare, perché era proprio una festa collettiva. Molti di loro ricordano anche il passaggio con la maglia rosa. Noi qui siamo in compagnia di un amico di Davide Rebellin, Luca Pozza, che lo aiutava anche ad aggiustare la bicicletta. Sì, Davide veniva spesso presso il nostro negozio in officina per sistemare le bici, quando era qua a Lonigo ovviamente. E ogni volta che arrivava era un po' un momento di festa, perché diciamo con la sua gentilezza e l'umiltà che aveva portava sempre un qualcosa di positivo dentro i nostri locali. E lei prima insomma, si ricordava anche di un episodio in cui incitava i giovani, lui diciamo il più anziano che incitava i più giovani. Sì, ecco, volevo anche dire sì, oltre che tutto quello che ha vinto nel passato, perché questo lo sanno tutti, ho ancora un po' l'immagine di una gara che ha fatto l'anno scorso, perché mio figlio correva nella stessa categoria. Mi ricordo ancora l'anno passato il Trofeo De Gasperi a Borgo Valsugana, che si era messo a servizio della squadra, perché questo denota anche l'umiltà che aveva. C'è un atleta come lui che si metteva a servizio dei compagni, che tirando in salita faceva saltare tutti i ragazzi che avrebbero potuto essere suoi figli praticamente. E questa è una bella immagine, perché denota la forza che aveva come atleta e l'umiltà che aveva comunque come persona. Ecco, quindi qui ricordano tutti l'umiltà, questa è la parola che ricorre più spesso anche attraverso altre persone che abbiamo intervistato e che vi mostreremo nel corso del TG. Tornando alla cronaca, le indagini ovviamente dei carabinieri sono ancora in corso per risalire all'autista, quindi a chi ieri guidava il camion, che non si è fermato, quindi indagini ancora in corso, ovviamente vi aggiorneremo nel corso della giornata. Ecco, è stato quindi individuato, le indagini evidentemente con le telecamere di videosorveglianza hanno dato anche questo esito. Senti, è bellissimo sentire di questi aneddoti, il legame coi giovani. Puoi chiedere velocemente ai tuoi ospiti se hanno un altro magari ricordo così di questo tipo, perché veramente al di là delle parole di circostanza è bellissimo sentire appunto la vita quotidiana di un campione così. Ecco, mi chiedono qualche aneddoto in più della vita quotidiana del campione. Beh, diciamo che si vedeva spesso con i ragazzi qua delle zone per andare a allenarsi ed era un esempio per tutti. Devo anche dire che comunque ha lasciato un grande vuoto, perché avrebbe potuto essere un grandissimo esempio per tutti i ragazzi giovani, perché ha lasciato il ciclismo da poco e poteva comunque prendere in mano qualche situazione per portare avanti il modo di correre che aveva lui. Poi lei mi ricordava di una grande festa che c'era stata al suo passaggio. Sì, beh, quando che c'era al passaggio Giro d'Italia. Sì, beh, c'erano state migliaia e migliaia di persone per le strade per incitarlo, è stato veramente un giorno di festa quella volta. Federico, se non hai altre domande lascerei la linea a te allo studio. No Luisa, grazie mille, ringrazio davvero tanto i tuoi ospiti, poi naturalmente come hai anticipato altri aggiornamenti, altri servizi, insomma sei a Lonigo proprio per raccogliere le voci di chi ha conosciuto bene il campione, Davide Rebellin, quindi insomma ci torneremo. Ecco, io ti avevo detto che si era diffusa questa voce di un possibile fosse stato forse individuato il camionista, però insomma non siamo così sicuri. Ecco, tu hai detto che è stato individuato, ma rimaniamo ancora un attimo con la formula dubitativa per avere conferme
naturalmente di questo. E ci fermiamo per un attimo, e poi naturalmente Focus torna tra un paio di minuti e poi usciremo di nuovo dallo studio. Eccoci ancora insieme alle 12:21, vi ricordo che è giovedì, che è il 1° dicembre, quindi abbiamo cambiato mese proprio in queste ore e abbiamo sentito da Lonigo Luisa Bertini, siamo andati tra gli amici di Davide Rebellin, il campione di ciclismo che purtroppo ieri è stato travolto e ucciso da un camion e si sta in queste ore proprio cercando di identificare chi sia stato, potrebbe non essersi accorto o forse anche essersi accorto ed essersi allontanato, insomma questo è un po' da definire nelle prossime ore. E vi avevo detto che usciamo dallo studio di nuovo, infatti tra poco andremo a Padova, andremo anche a Porto Buffolè più tardi, dove c'è stata un'esplosione in un mobilificio, quindi siamo provincia di Treviso ai confini con il Friuli Venezia Giulia, mentre a Padova ci occuperemo di commercianti, di baristi con Valentina Visentina, tra un po' andremo anche lì. E ovviamente un altro dei temi, insomma per carità meno importanti, forse meno gravi, soprattutto di quelli che abbiamo appena trattato, ma senza dubbio che caratterizzeranno l'inverno, sono quelli legati al riscaldamento nelle scuole, quindi al fatto che ci siano delle difficoltà sicuramente nelle nostre scuole del nord-est e addirittura c'è chi sciopererà o sta per scioperare all'interno delle scuole proprio sul tema del freddo. Sentiamo. Abbiamo fatto questi cartelloni perché veramente in questa scuola non si può più vivere, cioè cose che cadono a terra, acqua che entra in tubature, adesso che fa un freddo, no veramente, abbiamo le coperte. Tacché Termi, slogan con cui gli studenti dell'alberghiere grafica Musatti di Dolo dalle 8 di questa mattina hanno scioperato per il troppo freddo in classe. Sono rappresentante di quarta A, la mia classe sciopera perché a scuola non abbiamo le temperature adatte per stare in classe. Sono della classe quinta D e da noi il riscaldamento è spento tutta la settimana. Tacché Termi, qualcuno si porta pure la stufetta da casa, studenti costretti da tempo a fare lezione non soltanto con guanti, cappelli, sciarponi, ma addirittura con coperte, come questa studentessa ripresa durante l'appello con il telefonino tra le risate dei suoi compagni alle 8:01, abbarbicata al termosifone e avvolta dalla testa e i piedi dalla trapunta. La situazione di questa mattina nelle aule è ripresa dagli studenti nella veste di reporter. Il problema è sorto quindi nella quarta E e nella classe di fianco, che sono le più fredde, quarta D, e ancora adesso sono le più fredde in tutto l'istituto. Noi non riusciamo a stare nelle aule perché non ci sono le dovute temperature per fare lezione. Le aule sono piene di spifferi, di aria fredda. Termosifoni spenti o che non vanno, con classi con temperature siberiane o all'opposto quasi tropicali, ma soltanto fino alle 10, sebbene siano complessivamente 850 gli studenti, compresi quelli delle serali. Tacché Termi, dicono gli studenti. Pensiamo che siano condizioni consone per venire a scuola, quindi per questo oggi siamo qua fuori a protestare. Ecco, a questo proposito c'è anche la risposta, scusate, raccolta dai nostri colleghi del dirigente scolastico Enrico Santini, che dice hanno fatto bene a protestare gli studenti e così hanno anche in un certo senso tutelato e protetto la salute di noi professori. Sentiamo. Quello di oggi è il primo sciopero dopo la pandemia da parte degli studenti. Sì, allora a me piace più che definire lo sciopero una manifestazione legittima. Le confesso che per me è un segnale molto importante perché questi 2 anni di pandemia sembravano aver in qualche modo narcotizzato i nostri ragazzi. Invece questa risposta, che per me è di alto civismo, ci sta a testimoniare che i ragazzi ci sono. Dalla parte dei ragazzi il preside dell'alberghiero Musatti, eccolo immortalato nella foto con gli studenti in sciopero e successivamente da noi ripreso pure al bar dell'istituto mentre prepara il caffè, spiegandoci che la situazione fa acqua da tutte le parti perché oltre al freddo col maltempo piove anche nelle classi, nei bagni della sede di via Rinascita mancano pure porte maniglie, ma la cosa più preoccupante è che mancano proprio
proprio le aule, sottolinea, mentre si provvede a riparare il guasto all'impianto di riscaldamento. La città metropolitana è intervenuta come sempre, insomma la mia interlocuzione con questo ente è positiva, è intervenuta immediatamente per risolvere il problema. E allora vedremo come andrà a finire. A proposito di scuola, ma soprattutto di lavoro, abbiamo un po' tracciato il bilancio dopo 10 anni di attività dell'unità di crisi aziendali del Veneto, un ufficio che si occupa proprio di diciamo, proteggere i lavoratori e nello stesso tempo venire incontro alle imprese in difficoltà, insomma, cercando un po' di salvare, ecco, posti di lavoro. L'appello al governo di questo ufficio è di difendere i settori dell'economia dall'acquisto indiscriminato da parte di società estere. Sentiamo l'assessore Donazzan. Dal 2012 al 2022 l'unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro ha gestito 277 crisi complesse che coinvolgevano 385 unità produttive per circa 50.000 lavoratori diretti. Ma il bilancio di 10 anni di attività è anche l'occasione per tracciare un piano strategico di come dovrebbe essere gestita in futuro l'economia regionale e nazionale, in un periodo in cui la crisi sta portando con maggiore insistenza gruppi esteri all'acquisto di aziende venete. Il Veneto è interessato da questi fenomeni di acquisizioni, tanti fondi, tante multinazionali. Ahimè, questo lo dico perché per me è un problema da affrontare a livello centrale, la perdita di sovranità, ovvero aziende che non saranno più venete, vicentine, veneziane, trevigiane, ma saranno multinazionali. Gli investimenti esteri sono benvenuti, ma il rischio è che grosse multinazionali attive in mezzo mondo, con fatturati superiori allo Stato italiano, decidano arbitrariamente un giorno di chiudere l'azienda acquistata in Veneto. Bisogna allora offrire alla politica, secondo Donazzan, le armi per difendere i settori strategici della nostra economia. Abbiamo avuto situazioni in cui non abbiamo potuto trattenere l'azienda. Alcune multinazionali hanno fatto scelte di abbattimento dei costi fissi del lavoro. Abbiamo cercato di trattenerli, ma non siamo riusciti. A Veneto Lavoro sono questi casi in controtendenza in un bilancio di soluzione delle crisi altrimenti molto spesso dall'esito positivo, tanto da essere diventato un autentico modello di gestione. Continuità produttiva, mantenimento della nostra capacità di produrre, nel caso reindustrializzazione, cioè vuol dire continuare a produrre ma un'altra cosa, e la salvaguardia evidentemente del dato occupazionale. Questo è il bilancio dunque dell'ufficio di Veneto Lavoro, l'ufficio proprio che si è occupato, avete sentito, delle difficoltà aziendali, e mentre arrivano notizie dal meteo, nel senso che oggi è tregua, infatti direi che è una bella giornata ovunque nel Veneto, ma già da domani e per tutto il weekend una nuova perturbazione, la prima di dicembre, interesserà soprattutto il centro-nord, portando piogge e neve su Alpi e Appennini. Già da oggi pomeriggio, insomma, verso sera dovrebbero vedersi le prime avvisaglie di questa perturbazione che arriverà, quindi weekend difficile con il maltempo soprattutto nel centro-nord. Poi vi do magari qualche dettaglio in più, dovrebbe nevicare già da 700 metri di quota. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con Focus. (12:32), bentornati a Focus fino alle 13:30. Siamo stati all'Onigo per parlare del campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion ieri. Poi usciremo ancora, andremo a Padova, andremo a Porto Buffolè, poi questi saranno alcuni dei nostri collegamenti. Vi ho detto che il maltempo arriverà da questa sera anche a nord-est. Per quanto riguarda la neve, allora qualche fiocco nelle prossime ore già sulle Alpi orientali. La vera perturbazione però entrerà sabato pomeriggio portando nevicate su Alpi centrali e Appennino Ligure fino a 700 metri di quota. Quello che ci interessa più da vicino invece è dalla serata con le nevicate che saranno diffuse su tutto l'arco alpino da ovest verso est, 10-20 centimetri di neve oltre 1200 metri di quota. Domenica 4 dicembre sono attesi altri 10-20 centimetri oltre i 1300 metri di quota, quindi più o meno la stessa
la stessa quota. Ecco, quindi soprattutto in Alto Adige e Friuli gli accumuli maggiori, cioè la quantità maggiore di neve. Cambiamo argomento, intanto vi ho dato un po' di aggiornamenti meteo e adesso andiamo sullo stretto di Messina, nel senso che si parla di questo ponte sullo stretto, ma sarebbe il momento di ragionare anche sullo sbocco a nord, l'ha detto la presidente degli industriali di Belluno e noi andiamo a sentirla. Parliamo del ponte sullo stretto, no? Bellissimo progetto. Mi chiedo perché non dobbiamo parlare dello sbocco a nord, che a mio avviso è altrettanto importante. Non possiamo più trascurare questo tema. Si toglie un sassolino dalla scarpa la numero 1 degli industriali bellunesi, che torna su un tema strategico per l'intera montagna, quello delle infrastrutture fondamentali in chiave Olimpiadi 2026, ma altrettanto prioritaria per la vita economica del territorio. E allora, se la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina è in cima all'agenda del governo, per Laurent Berton è tempo di discutere seriamente anche dello sbocco infrastrutturale a nord. Lo sbocco a nord è nell'interesse non solo della provincia di Belluno ma di tutto il Veneto. Allora a me piacerebbe parlare, oltre che dello stretto di Messina, sentire qualcuno parlare della possibilità di fare questo sbocco a nord e rispettando quello che oggi sono le nuove tecnologie. A mio avviso fa più PIL lo sbocco a nord, per cui sinceramente penso che è un tema che bisogna affrontare quanto prima, perché noi non ci interessa far parlare di noi, a noi interessa agire e avere delle risposte. In questi giorni, con la nascita a Padova della seconda Confindustria più grande d'Italia, Veneto Est, il dibattito si è acceso sulla possibile fusione anche con Belluno, ma la presidente Berton è chiara nella sua posizione. La specificità di Belluno deve avere un'attenzione particolare che attraverso una fusione, a mio avviso, questa verrebbe meno. Io non dico mai di no a niente, dico di sì a progetti interessanti. Ecco, siccome io progetti non ne ho sentiti, sinceramente, come dire, per me i commenti che sono stati fatti in questi giorni, sono i giornalisti che si sono scatenati a chiedere ma c'è, non c'è. No, non c'è, semplicemente perché c'è una Confindustria Veneto e una Confindustria nazionale a cui noi facciamo riferimento. Molto chiare le parole della Presidente di Confindustria Belluno. Adesso ci spostiamo a Bassano, dove Fratelli d'Italia e PD bassanesi si scontrano sul futuro dell'area verde chiamata di San Lazzaro, in vista della conferenza dei servizi che ci sarà oggi, direi. Però insomma cerchiamo un attimo di fare il punto della situazione. Area verde di San Lazzaro di Bassano, in vista della conferenza dei servizi in programma giovedì mattina per discutere del futuro del sito, che rischia di venire trasformato in una colata di cemento, monta la polemica in un botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Noi sull'argomento di San Lazzaro siamo sempre stati chiari. Sappiamo che il territorio di Bassano è costellato di capannoni vuoti e quindi è per noi inutile andare a cementificare delle aree verdi di pregio come quella di San Lazzaro, uno degli ultimi polmoni verdi che sono rimasti in città. Così il Dem Luigi Tasca, a cui si contrappone Gianluca Pietrosante, Fratelli d'Italia. Questa operazione prevederebbe almeno tra le 250 e le 300 assunzioni. Abbiamo 3 aziende del territorio che vogliono investire, vogliono creare ricchezza e occupazione. Io direi di non agire di pancia con i no a priori, alzando le barricate a prescindere. Ecco, serve calma, razionalità e soprattutto lungimiranza. Opinioni divergenti, anche se alla fine su una cosa sono d'accordo i due esponenti politici bassanesi. La sindaca Pavan e la sua giunta non possono nascondersi dietro il consiglio comunale. Si è rinchiusi sempre di più nel palazzo e questi sono i risultati: burocrazia, formalità. E la politica dove è finita? E poi la politica deve prendersi le sue responsabilità davanti ai cittadini, ma davanti anche alle imprese, perché vogliono avere una risposta. È da mesi che si parla di questa cosa, che è giusto informare i cittadini della propria idea, anche dal punto di vista personale o della propria parte politica, come nel mio caso. Ecco. La stessa sindaca ha rifiutato di lasciare qualsiasi commento in merito, dicendo dovrà essere il Consiglio Comunale a esprimersi. Vabbè, non voglio giudicare le azioni e le dichiarazioni del mio sindaco. Lei ha detto giustamente che il Consiglio Comunale si esprimerà e mi sono già espresso.
Forse Tasca ha ragione su una cosa. Ritengo che abbiano dei problemi nella maggioranza, sono divisi al loro interno, quindi aspettano il parere tecnico e su quello si muoveranno, però la politica non è parere tecnico. 12.38, vedremo come andrà a finire. Grazie a Vanessa Banzato che appunto ci ha confermato che oggi ci sarà la conferenza di servizi. Una notizia di cronaca che arriva da Treviso con la Guardia di Finanza che ha individuato all'aeroporto Canova di Treviso appunto 72 vettori aerei, quindi insomma compagnie che nel periodo dal 2017 al 2021 hanno omesso di versare l'imposta erariale dovuta per i veicoli aerotaxi, causando un danno all'erario pari a 133.000 euro, quindi ci potrebbero essere delle sanzioni in arrivo su questo. E torniamo nel bellunese, abbiamo sentito la Presidente degli Industriali parlare, insomma, chiedere più attenzione per il nord. Invece sul fronte dell'ambiente noi sappiamo che i ghiacciai sono da sempre un po' la sentinella dei cambiamenti climatici, quindi andiamo lì più che altro per capire che cosa stanno dicendo gli studi sull'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada, studi che non lasciano speranze. Sentiamo perché. Ecco nelle immagini in time-lapse di Google Earth l'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada dal 1984 ad oggi. Il video è il compendio di un'intervista online rilasciata da un glaciologo del CNR di Trieste ai quotidiani del gruppo Gedi e racconta ciò che è drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Il ghiacciaio della Marmolada, così come l'80% dei ghiacciai nel mondo, entro la fine di questo secolo scompariranno completamente. La stima è del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che nel suo ultimo rapporto punta il dito sulla causa principale, cioè i gas serra che alimentano il riscaldamento globale. I ghiacciai sono la memoria storica del nostro pianeta. Gli studi dei ricercatori ricostruiscono attraverso i carotaggi cosa succedeva nell'atmosfera in un momento storico. In Antartide si può risalire a 1,5 milioni di anni fa. Con i carotaggi nei ghiacciai alpini si arriva a decine di migliaia di anni fa. L'analisi è oggettiva e le iniziative volte a conservare questa memoria sono numerose in tutto il mondo. Il progetto internazionale più importante per salvare i ghiacciai che riguarda il nostro paese si chiama Ice Memory. È svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con l'Università Ca' Foscari, ha l'obiettivo di recuperare i carotaggi dei ghiacciai a rischio, come quello della Marmolada, per conservarli in un frigorifero gigante naturale che si sta predisponendo in Antartide. La tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio deve essere da monito. Anche noi come i ghiacciai possiamo ergerci a sentinelle perché i cambiamenti anche nel mondo dell'informazione partono dalle persone e non dai processi, in attesa di politiche che devono svolgere un ruolo a beneficio di quanti abitano oggi il pianeta e di coloro che lo abiteranno domani. Adesso torniamo alla cronaca, andiamo a Vicenza perché un'anziana purtroppo è caduta a terra di notte da sola, ha chiesto aiuto per ore, alla fine è stata la polizia che l'ha soccorsa e aiutata. Sola a casa, era caduta nel cuore della notte e chiedeva aiuto da ore. Ad accorgersi verso le 6 del mattino delle grida è stata una vicina di casa che ha allertato la centrale della questura. Gli agenti della squadra volanti arrivati sul posto hanno sentito le richieste di aiuto arrivare dal primo piano della palazzina. Hanno fatto intervenire i pompieri per scardinare la porta e sono entrati nell'abitazione a soccorrere l'anziana che era riversa a terra da ore, che ha riferito di essere accidentalmente caduta. I sanitari del 118 hanno quindi soccorso l'anziana e l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti. Leggevo che in Triveneto è stata registrata un'importante crescita degli investimenti immobiliari negli ultimi 4 anni, passati da valori inferiori ai 500 milioni di euro a valori superiori al miliardo stimati in quest'anno, nel 2022. Quindi un report insomma, che fa capire come, nonostante le tensioni, la situazione internazionale, eccetera, comunque insomma, c'è una crescita di questi investimenti. Adesso andiamo nel Trevigiano perché c'è un progetto molto bello. Praticamente si tratta di leggere ad alta voce ai compagni speciali come i cani un libro, una lettura, qualcosa che possa aiutare chi legge, e cioè i ragazzi, soprattutto i giovani colpiti da dislessia. Questa è una specie di terapia che fa star meglio e ci fa stare più vicini ai nostri amici a quattro zampe.
Leggere fiabe ai cani per superare le paure e le difficoltà della lettura ad alta voce e facilitare terapie rivolte ai deficit di apprendimento. Non animali addestrati, ma amici a quattro zampe spontanei e giocherelloni. Il progetto Confido, portato avanti dall'associazione Rock in Motion e di cui Ugo, questo cagnolone bianco che sonnecchia sul tappeto della Sala Razzi di Cassugana, è uno dei protagonisti, sarà il destinatario dei fondi raccolti dalla vendita delle 111 opere d'arte, pitture e sculture in mostra dal 2 al 6 dicembre a Palazzo dei 300. Il fattore importante è il fatto che il cane è un essere non giudicante, pertanto può essere definito, anche se la parola non è delle migliori, ma uno strumento che va a facilitare il contesto, quindi a stemperare tutta una serie di difficoltà che il bimbo vive anche da un punto di vista emotivo, di tensioni, di ansie. Cicli di 8 sedute, 16 i bambini seguiti a Treviso nel 2022, altri 7 a Sarmede. In Veneto i disturbi più frequenti negli alunni della scuola primaria sono disortografia e dislessia. A promuovere l'iniziativa Arte per Bene è il mensile Treviso 30 News, che con questa formula ha già sostenuto realtà come Advar e Città della Speranza. Sperando ovviamente di vendere molte opere e dare più soldi possibile, perché ricordiamo tutto il ricavato andrà in beneficenza, non tratteniamo neanche 5 centesimi. È bello unire tante cose diverse come l'arte per finanziare dei progetti di inclusione sociale e di recupero di tanti bambini che hanno problemi di dislessia o problemi similari grazie all'utilizzo di animali, se così vogliamo chiamarli, che danno la loro pazienza per recuperare questi bambini alla normale vita. Adesso eccoci qui, parliamo di sport, torniamo in studio solo per parlare di inclusione, quindi sport e insomma la possibilità di aiutare chi ha bisogno magari di essere riabilitato, persone disabili o altro, questo grazie appunto allo sport. Allora vediamo di cosa si tratta nel servizio di Alex Giuliano. Sfruttare le opportunità offerte dalla realtà virtuale come strumenti per la riabilitazione di atleti disabili e non solo. Il progetto rientra tra le attività dell'Associazione Alleanza per l'Inclusione, impegnata nell'ideazione e realizzazione di iniziative volte all'inclusione delle persone con disabilità. Abbiamo iniziato con dei software e con la realtà virtuale perché secondo noi questa potrebbe essere molto utile a chi ha avuto degli incidenti, ma anche a delle situazioni di disabilità motoria o di altro genere che possono esserci sia nelle persone giovani che nelle persone anziane. Volontà dell'associazione AXI è anche quella di coinvolgere i giovani e per questo è nato il concorso letterario nazionale Lo sport e la sua bellezza, intitolato al compianto pilota di Formula 1 Jules Bianchi. Era proprio l'idea di dare la possibilità ai giovani di ricercare, di trovare delle situazioni in cui ritrovino il mondo della disabilità, lo conoscano, approfondiscono quelle che sono le loro conoscenze nel mondo della disabilità e possono essere essi stessi motore per questa operazione. Vincitori 3 studenti, 2 veneti di Schio e Mogliano e 1 di Grosseto. La cerimonia di premiazione è in programma venerdì alle 15:30 all'Hotel Palladio di Bassano. Sarà l'occasione per provare le postazioni di realtà virtuale, ma anche di incontrare gli ospiti. Claudio Arrigoni, scrittore tra i massimi conoscitori dello sport paralimpico, Massimo Rivola, figura di spicco del mondo dei motori, e Chiara Coltri, ambasciatrice paralimpica, vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Bene, grazie anche per queste importanti iniziative, Alex Giuliano e Monica Smidale che ci hanno aggiornati. Ci fermiamo per un attimo perché poi andiamo ancora fuori dallo studio, andiamo a Padova per parlare dei POS, queste operazioni con un limite che sta un po' oscillando, la manovra di bilancio del governo insomma ci sta facendo capire che potrebbe alzarsi il limite e Valentina ci aggiornerà su quelli che sono i commenti a Padova, fra un attimo. 12:51, bentornati, ringrazio Valentina Visentin, Federico Cibotto e soprattutto il loro ospite per la pazienza. Come vi avevo anticipato, manovra del governo, obbligo del POS a partire dai 60 euro, questo è un po' il tema, esercenti divisi. Valentina, che aria tira a Padova?
Sì, buongiorno Federico. Tanti baristi padovani hanno salutato con soddisfazione questa decisione, ma qui con me c'è un barista ribelle, Sandro, che dice che continuerà ad accettare pagamenti con il POS anche sotto i 60 euro. Perché, Sandro, questa posizione controcorrente, possiamo dire, ma insomma, che magari alla clientela fa piacere? Che lo trovo un metodo di pagamento moderno, in linea con quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo occidentale, diciamo, perché trovo che, visto che anche i giovani, soprattutto i giovani, l'hanno accettato con molto favore, sono a favore anch'io di questo metodo, ecco. Però è una cosa che devo dire, è che le connessioni sono un po' troppo lente e le commissioni sono un po' troppo alte, per cui diamoci una mano a vicenda, e forse un metodo moderno e il metodo del futuro di pagamento, che ci evita anche oltretutto le monete, la ricerca di monete, il sovraffollamento di monete, le monetine piccole rosse e tutte queste cose molto più fastidiose. Eppure tanti suoi colleghi continuano a preferire gli spiccioli al bancomat, insomma abbiamo sentito, sono più favorevoli per il costo di una colazione, di un caffè, il contante invece che il banco. Ovviamente è un metodo di pagamento un po' più lento e già questo basta per poter strozzare il naso. E in più chiaramente c'è quella commissione, per quanto piccola, a fine anno sono soldi che vengono sottratti al già esiguo guadagno, per cui diciamo diamoci una mano, facciamo le connessioni più veloci, facciamo le commissioni più basse e poi non vedo perché, anzi è tranquillo e non hai i soldi dietro e via. Io trovo che sia un metodo positivo. E allora ringraziamo Sandro, la sua opinione, il suo punto di vista, che insomma è decisamente una voce fuori dal coro nella categoria. E ti restituisco la... Sì, Valentina, se mi riesci a sentire. Se non ci sono altre domande, Sì, volevo chiedere al tuo ospite se ha un ordine di grandezza delle commissioni, perché mi pare che insomma ruoti molto attorno a questo. La sua visione è molto illuminata, però mi sa che molti altri esercenti guardano il costo della commissione come discriminante. Ha un ordine di grandezza? Federico, scusa, puoi ripetere la domanda perché abbiamo sentito non benissimo. Se ha un ordine di grandezza delle commissioni, che mi pare ruoti tutto attorno a lì. Quanti soldi spende a fine anno, se ha fatto un calcolo? Per quanto riguarda le commissioni, quanto ammontano a fine anno? Beh, adesso non so fare un conto in questo momento, però sono il 2% di ogni caffè, per cui diciamo tenendo conto solo il caffè sono 2,4 centesimi, insomma a fine anno, dipende, ogni bar comunque sono soldi alla fine, che non è giusto che io paghi rispetto a quello che pagherei con i soldi in contanti, ecco. Diciamo, veniamoci incontro e abbassiamo come è in Europa, in molti paesi non ci sono commissioni, hanno preferito che sia questo metodo perché ha i suoi vantaggi, ha molti vantaggi anche per il governo, molti vantaggi anche per il consumatore, non deve girare con grandi soldi. Ecco, l'unica cosa che devo dire, sì, paga con la carta anche il caffè, però in tasca tieniti quei soldi, perché se non c'è la connessione e lì ti trovi imbarazzato te e imbarazzato anch'io. E allora da Padova è tutto, lasciamo Sandro che deve tornare perché questo è il momento della pausa pranzo. Guarda, noi adesso sai cosa facciamo? Ci andiamo a prendere un panino e lo paghiamo con il POS. Bene, e da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite Sandro e naturalmente a Federico Cibotto. Sì, mi pare di capire insomma che tutto ruoti attorno la decisione ruota per la maggior parte attorno alle commissioni.
in effetti insomma credo anch'io che ci dovrebbe essere un punto d'incontro che favorisca anche le tasche dei commercianti, però molto interessante anche l'altro tema, quello delle connessioni più veloci per accelerare i tempi del pagamento, senza dubbio, e ulteriormente interessante il consiglio di tenere comunque un po' di soldi in tasca nel caso in cui la connessione non ci sia. Complimenti a Sandro dunque, al barista che era in compagnia di Valentina, e buon lavoro. E adesso torniamo sulle Dolomiti. Abbiamo parlato di Confindustria, abbiamo parlato del ghiacciaio e della Marmolada, adesso parliamo di Natale, perché c'è un mese di eventi con un filo conduttore ovviamente legato al Natale sulle Dolomiti, e allora facciamo un po' il punto della situazione. L'elenco di eventi è lungo e ricco. Da sabato prossimo a Belluno il Consorzio Belluno Centro accenderà il Natale delle Dolomiti, e la soddisfazione alla vigilia delle iniziative che riscalderanno i cuori di bellunesi e turisti ripaga già l'impegno straordinario profuso da chi intende contribuire a dare un volto nuovo al capoluogo. Speriamo di dare emozione, di dare atmosfera nel Natale del 2022. Ci siamo impegnati veramente a fondo. Il Consorzio Centro Storico ha avuto come spalla a livello finanziario e operativo enti pubblici quali in primis il Comune di Belluno, la provincia, molti sponsor e molte imprese che ci hanno dato la loro fiducia. 14 casette, 11 delle quali dedicate alla vendita dei prodotti bellunesi, 3 per la somministrazione di prelibatezze da passeggio, saranno il cuore del mercatino in Piazza dei Martiri. Tra l'8 e il 10 dicembre sopra la Fontana dei Giardini sarà esposta Gaia di Luc Geram, riproduzione fedele della Terra vista dalla Luna, e ci sarà da restare a bocca aperta. 2 concerti, quello di Paolo Fornasiere e di Federico Stragà, un flash mob di danza l'8 dicembre, 2 alberi di Natale, uno in Piazza Duomo, l'altro in Piazza Vittorio Emanuele, dedicato al compianto Stefano Bristot, e poi il pattinaggio su ghiaccio. Speriamo di dare a chi frequenterà il centro di Belluno da sabato 3 dicembre dei momenti di serenità. Sarà un Natale etico, caloroso, improntato al risparmio energetico grazie alle installazioni fotografiche e videomapping con effetti spettacolari sulla facciata della chiesa di San Rocco, che ogni sera all'imbrunire diverrà appuntamento di richiamo e che sostituiranno le tradizionali luminarie. Siamo convinti che questa scelta possa anche portare un elemento novitario in quella che invece era la tradizionale luminaria di Natale, che forse quest'anno viene un po' superata anche a causa dell'alto costo dei costi energetici. Alle 12.59 torniamo ad occuparci di cronaca per quello che è accaduto nell'Alta Padovana, a Campodarsego per la precisione, dove un uomo è evaso dai arresti domiciliari per compiere una rapina in casa, ma è stato arrestato insieme al complice dopo un parapiglia, insomma una vera e propria colluttazione con il proprietario. Con 2 pistole, con macchine, come martello, quello che loro hanno usato per distruggere la porta e tutto. È quello che succede, ma tutto è già a posto però. I carabinieri loro hanno venuti e sistemano tutto. Legato imbavagliato da 2 malviventi che hanno fatto irruzione armati di pistole in questa abitazione di via Caltano a Campodarsego. Un cittadino nigeriano però è riuscito a liberarsi e a fuggire lanciandosi dalla finestra. L'uomo è poi rientrato in casa con un connazionale e ha ingaggiato una rissa con i 2 ladri che stavano rovistando in casa in cerca di qualcosa da rubare. La rapina violenta è avvenuta intorno a mezzanotte sul posto. Sono intervenuti i carabinieri di Campodarsego, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, dati i continui furti che avvengono nell'Alta Padovana. Alla vista dei militari, uno dei 2 malviventi è salito a bordo di un'auto che poi ha abbandonato per scappare a piedi. L'uomo, alla fine, è stato ritrovato in una casa cartura dove abita. I carabinieri sono risaliti a lui grazie all'auto intestata alla compagna e hanno scoperto che stava scontando una pena agli arresti domiciliari. Nella casa, invece, è stato bloccato l'altro rapinato che, a causa di una vistosa ferita alla testa, riportata durante la colluttazione, è stato portato in ospedale. Entrambi sono stati arrestati, dovranno rispondere delle accuse di sequestro di persona, tentata rapina aggravata e lesioni gravi in concorso. Denunciato per favoreggiamento la compagna che ha recuperato il fidanzato in fuga e lo ha nascosto in casa. Le pistole usate per l'assalto sono poi risultate false.
Torniamo a parlare dell'incidente che ha visto la morte di Riccardo nella zona delle Terme Euganee. Si è schiantato con la sua auto contro un albero. Abbiamo sentito le parole toccanti ma veramente bellissime dei genitori. Facciamo con Valentina Visentino il punto della situazione invece sulle indagini per capire un po' meglio cosa potrebbe essere successo. Mentre la famiglia di Riccardo Faggin, distrutta dal dolore, continua a interrogarsi sulle ultime ore del giovane e sul disagio e la preoccupazione che forse aveva maturato in quei mesi in cui raccontava di preparare la tesi e invece aveva fatto solo alcuni esami, la procura sta continuando con le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto costato la vita al 26enne di Padova, morto lunedì sera alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere il giorno della sua laurea. Non è stata disposta l'autopsia, il giovane è morto per le lesioni gravissime riportate nell'impatto dell'auto contro il platano. Dalle telecamere di sorveglianza che dovrebbero essere acquisite si potrà capire se qualcosa possa aver provocato l'uscita di strada o se, come si ipotizza, Riccardo abbia fatto tutto da solo. A terra non sono stati rilevati segni di frenata, l'auto all'improvviso ha sbandato e ha centrato l'albero. La morte di Riccardo però ha scoperchiato un vaso di Pandora, facendo scoprire alla famiglia la bugia sulla laurea che non era in programma perché al 26enne, studente di scienze infermieristiche, mancavano ancora molti esami per concludere il percorso di studi. Da qui il grande rimorso dei genitori, Stefano e Luisa, di non aver compreso quanto stava accadendo al loro ragazzo, intercettando la pressione e la sua preoccupazione per il futuro. E adesso ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, ancora usciamo dallo studio tra poco e tutti gli aggiornamenti che arrivano dalla cronaca. Giovedì 1 dicembre, 13:06, 1:06, insomma si avvicina l'ora del pranzo, però rimanete con noi fino alle 13:30, così possiamo rimanere con voi e darvi altre informazioni. Il ministro Salvini, infrastrutture e trasporti, ha detto che ci sarà un sottosegretario che si occuperà solo degli aeroporti e quindi ovviamente l'interesse è anche per quelli di Venezia, Verona, Treviso, Trieste, insomma quelli del nostro nord-est. E per quanto riguarda gli interventi sulle ferrovie, dice, registriamo numerosi ritardi sull'attuale tabella di marcia, ha detto Salvini, sottolineando ad esempio che sull'alta velocità Salerno-Reggio Calabria non è stato ancora definito con i territori il tracciato del percorso, quindi siamo davvero ancora piuttosto indietro. Adesso andiamo a fare il punto della situazione a Marostica per quello che riguarda il teatro. Allora, sentiamo com'è la situazione. Una coltre di fumo e l'allarme antincendio attivo. Erano le 10:30 quando i vigili del fuoco di Bassano hanno ricevuto una chiamata dal Teatro Politeama di Marostica. Ad andare a fuoco, infatti, a causa di un cortocircuito, una lampada neon del piano interrato. C'è stato un problema di una plafoniera nel ridotto del Politeama che è andata in cortocircuito, ha colato il rivestimento plastico e questo è il motivo del tanto fumo che poi è uscito dalle sale una volta che i vigili del fuoco hanno aperto per verificare la situazione. Nessun danno alla struttura, pronta a ripartire per la stagione teatrale. Non c'è nessun altro danno alla struttura, quindi c'è soltanto da cambiare questa plafoniera e i relè. Il servizio antincendio della struttura ha funzionato, l'allarme è partito e naturalmente adesso faremo in questa settimana i lavori per poi riaprire in sicurezza tutta quanta l'area. Bene, grazie a Sharon Di Carlo per questo aggiornamento. Adesso andiamo in stazione dove è stato bloccato un truffatore di anziani in stazione a Padova. È stata anche recuperata della refurtiva, importante questo, sentiamo. Secondo la polizia, un professionista delle truffe, individuato e denunciato dalla squadra mobile di Padova, un 30enne napoletano ritenuto essere uno degli autori delle cosiddette truffe dell'incidente o del falso avvocato ai danni degli anziani. Con sé il 30enne aveva 20.000 euro in contanti e alcuni monili in oro, tra cui 2 orologi e 2 catenine che la polizia ritiene provento di una probabile truffa commessa nei giorni scorsi ai danni di anziani. L'uomo è stato fermato in stazione durante un controllo disposto dal questore per intercettare i trasfertisti del crimine. Per il 30enne napoletano è scattata la denuncia per ricettazione. Gli investigatori della squadra mobile stanno ora cercando di risalire ai probabili complici e alle vittime proprietarie della refurtiva recuperata. L'uomo convinceva gli anziani a fornirgli contanti o gioielli, milantando di dover aiutare un familiare o il figlio della vittima della truffa coinvolto in un incidente.
Andiamo a Mestre perché insomma spesso la cronaca ci porta nella zona della stazione, in via Piave per la precisione, ma anche via Cappuccina, proprio il piazzale della stazione stessa, insomma un blitz effettuato dalle forze dell'ordine, l'ennesimo, stavolta quasi tutto a piedi. Sentiamo perché. I carabinieri di Venezia insieme alla polizia locale nelle scorse sere hanno setacciato il quartiere Piave, via Cappuccina, piazzale Stazione, via Trento e le strade interne. Un intervento effettuato soprattutto a piedi. Arrestato in flagranza di spaccio uno straniero. L'uomo è stato subito puntato da Coco, il cane della polizia locale. Aveva con sé alcune dosi di marijuana. Nel giardino di una casa vicina i carabinieri hanno recuperato uno zaino con dentro 4 etti di marijuana in panetti e i documenti del pusher. A casa sua scoperti altri 3 etti di droga, stavolta hashish. L'uomo è andato a processo per direttissima. In carcere sono finiti altri 2 uomini. Uno era ricercato dall'ufficio di sorveglianza di Padova per scontare 6 mesi di carcere per resistenza pubblico ufficiale. L'altro per espiare una condanna, 1 anno e mezzo, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. 2 denunciati per possesso ingiustificato di armi o di altri strumenti atti a offendere, ovvero un coltello non ammesso e un bastone tipo manganello telescopico di autodifesa. Altri 2 cittadini stranieri controllati in via Cappuccina sono risultati irregolari e perciò accompagnati al centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo per l'espulsione. Vi ricordo che il maltempo è in arrivo, oggi ancora no, ma già da questa sera tornerà una perturbazione piuttosto forte con pioggia e neve, prima al centro-sud, ma adesso da stasera, da domani, anche il centro-nord. Quindi avremo piogge ma anche neve che più o meno insomma arriverà dai 1200 metri di quota in su, e anche, direi, da quello che dicono le previsioni, abbastanza importante come quantità, perché si accumuleranno attorno ai 20 centimetri nelle prossime ore. Quindi questa è la situazione già a partire da stasera, con il cielo che si rannuvolerà già appunto da questa sera, da giovedì sera. Adesso torniamo su una vicenda che avevamo seguito che riguarda 2 anziani coniugi di Pozzoleone, quindi siamo in provincia di Vicenza, che ci avevano contattato perché erano senza linea telefonica. Sentiamo cosa sta succedendo. È già 10 giorni e non ho ancora visto nessuno attaccare il figlio. Ricorderete la signora Vanna Bonotto, residente con il marito, costretto su una sedia a rotelle a Pozzoleone. Ci aveva chiamati perché non le viene ripristinata la linea telefonica, per quanto una parente si sia più volte interessata alla questione. Purtroppo, nonostante le sollecitazioni anche attraverso le nostre telecamere, niente, nessuno si è mosso e i 2 anziani coniugi sono completamente isolati dal mondo. In caso di emergenza non possono né contattare né essere contattati e c'è tanta disperazione. Non posso più. Beh, come che mi mancasse? Non so, mi manca tutto mi manca, tutto. Sì, anche perché lei è isolata dal mondo, così? Sì. Noi continueremo ad affiancarli nel fare pressione su chi deve svolgere la semplice operazione di collegare un cavo da un palo a una casa, venendo incontro a 2 persone fragili che hanno sempre pagato le loro bollette telefoniche. Adesso andiamo a Trieste perché c'è una polemica, sapete che ogni tanto approfittiamo dei servizi dei nostri colleghi di Tele4 di Trieste. C'è una polemica che coinvolge il senatore Roberto Menia e che riguarda un suo disegno di legge sull'introduzione nella Costituzione della lingua italiana quale lingua ufficiale dello Stato. Vediamo un po' di cosa si parla. E non vedo perché qualcuno si deve sconvolgere o deve avere paura di dire che l'italiano è la lingua di tutti. Il senatore triestino Roberto Menia, Fratelli d'Italia, eletto in Liguria, taglia corto le polemiche sul suo disegno di legge che chiede l'inserimento in Costituzione dell'italiano come lingua ufficiale dello Stato. Non lo scalfiscono minimamente, tanto che così ribadisce. Tra l'altro di questo già si è discusso anche in altre legislature, quindi vorrei dire non c'è niente di nuovo. Quello che aggiungo nella mia proposta è che all'articolo 12, che è quello della bandiera, per capirsi, della Costituzione, si mette un secondo comma che riconosce l'italiano come lingua ufficiale dello Stato. La proposta di Menia non si ferma qui. E aggiungo, tutti hanno il dovere di conoscerla e il diritto di parlarla. Questa, per capirsi, è la stessa formulazione che esiste per esempio nella Costituzione spagnola.
Il senatore Menia precisa inoltre che la sua iniziativa non tocca minimamente i diritti delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie, laddove per quanto riguarda la scuola, aspetto più delicato soprattutto in una regione come la nostra, dove il friulano in materia di insegnamento, il parlamentare è piuttosto netto. L'italiano, afferma, è lingua identitaria, non il friulano o il triestino. È uno strumento di integrazione. Noi nella nostra città, per esempio, nella nostra regione, siamo sempre più pieni di presenze straniere, no? Che si italianizzeranno, cioè ci sono andati in qualunque scuola, in qualunque classe troverete bambini cinesi, figli di serbi, di albanesi, e su tutti questi qual è il veicolo di integrazione? È il friulano? È il triestino, se volesse mettere il triestino? Non credo, esiste una lingua nazionale che è fonte di unità nazionale ed è fonte di integrazione, e quello è l'italiano. Su questo punto si sono innestate le polemiche all'interno del centrodestra regionale, compatto pur se con lievi sfumature nella difesa del friulano insegnato a scuola. Ecco quindi l'aggiornamento su questa vicenda che insomma ha fatto discutere in tutta Italia. Adesso la cronaca che fa discutere Vicenza, perché parliamo di alcol e di violenza in centro storico. Non una novità, ce ne siamo già occupati, ma dopo l'ennesima rissa tra giovani, la questura ieri ha chiuso un bar per 30 giorni e il sindaco sta studiando l'ipotesi di revocare addirittura completamente la licenza per questo locale. In questa città non c'è più spazio per alcol e violenza. Il sindaco Francesco Rucco non vuole più vedere immagini come queste, girate dai cittadini alle 3 di notte in contrappescherie vecchie nel cuore di Vicenza, dove una trentina di giovani si sono affrontati dopo aver bevuto. Un bar è stato chiuso dal questore per 30 giorni. Il sindaco di Vicenza ieri aveva annunciato che stava studiando misure severe, una valutazione che sta maturando anche oggi. Entro poche ore stabilirà se è il caso di revocare la licenza allo stesso locale. Lavoreremo su un provvedimento estremo a questo punto, se possibile da un punto di vista della legittimità normativa naturalmente. Stiamo valutando con gli uffici la possibilità di intervenire sulla licenza, in alternativa comunque una lunga riduzione dell'orario che possa evitare confusione durante le ore notturne. E quindi attendiamo questo provvedimento, insomma in tutti i modi l'amministrazione sta cercando di stroncare gli eccessi. Adesso andiamo sull'altopiano perché c'è un obiettivo chiaro che è da parte di chi si occupa della montagna per combattere lo spopolamento delle montagne del territorio, e quindi un tavolo di lavoro, delle idee chiare e precise che sentiamo. Salvare le montagne dallo spopolamento, un progetto strategico, quello di GAL Montagna Vicentina, finanziato dalla Camera di Commercio di Vicenza, che ha visto porre sul tavolo di lavoro 55 nuovi disegni territoriali, proposte, espressione dei fabbisogni delle varie aree coinvolte, tra cui l'altopiano e il massiccio del Grappa. Un rilancio di tutte quelle attività che vanno a contrastare lo spopolamento della montagna, quindi affinché i montanari e anche la collina, comunque i cittadini, rimangano in questi luoghi. Una strategia di sviluppo che guarda anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse naturali paesaggistiche, fiore all'occhiello delle montagne del territorio. Ma l'altopiano è valorizzare ancora di più il patrimonio naturale e paesaggistico che ha. Riferito sempre all'altopiano, il discorso delle malghe, quindi la via delle malghe, i percorsi per la mobilità dolce. In altopiano abbiamo più un'agricoltura, un paesaggio più legato alle malghe, alla valorizzazione delle malghe, e questo cercheremo di impegnarci. C'è un progetto che ha raccolto applausi in Europa, di cui fa parte anche Padova, che è l'accoglienza in famiglia dei migranti, quindi un progetto che diciamo sposa questa linea insieme ad altri 8 comuni, ma ce ne sono tante anche in Europa di comuni che hanno sperimentato questa possibilità: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Aosta, Verona, Rovigo e molti altri piccoli comuni. Quindi ragazzi, giovani, ma anche adulti, anziani, insomma migranti che vengono ospitati direttamente nelle famiglie. Quindi insomma un progetto che a quanto pare ha riscosso molti
molti consensi quando è stato presentato in Europa nei giorni scorsi, credo ieri o l'altro ieri, a Padova, anche per parlare dei nuovi posti letto in arrivo per gli universitari. Infatti, grazie ai nuovi fondi che vengono dal PNRR, l'ESU, che è l'ente per il diritto allo studio degli universitari, ha trovato strutture private in grado di fornire altre stanze, perché sappiamo che c'è carenza assoluta di alloggi per gli studenti che vengono da fuori sede, che a Padova sono decine di migliaia. L'ESU di Padova, l'ente per il diritto allo studio e l'università sono stati gli unici in Veneto ad aggiudicarsi 4.750.000 euro di fondi PNRR per cofinanziare progetti che vanno a sostegno del diritto allo studio, in questo caso aumentando la residenzialità pubblica per gli universitari. Con questi fondi potremo mettere a disposizione degli studenti dell'Università di Padova 125 posti suddivisi in 3 strutture a partire già dalle prossime settimane. Il tema della carenza dei posti letto per gli studenti è molto caldo a Padova e da tempo anima le proteste degli universitari. ESU e università hanno partecipato al bando per ricevere i fondi, individuando soggetti privati come strutture ricettive in grado di mettere a disposizione oltre un centinaio di nuovi posti letto che saranno assegnati entro il 20 di dicembre, scorrendo la graduatoria esistente degli idonei per reddito e merito. Il presidente ESU di Padova, Giuseppe Maschera, risponde anche alla protesta degli studenti della scorsa settimana sulle borse di studio. Abbiamo avuto un incontro con la rappresentanza studentesca che ci ha sottoposto alle problematiche dei borsisti assegnatari non idonei. L'aumento dei borsisti assunto per legge senza copertura finanziaria vede ESU come parte danneggiata, in quanto c'è una mancanza di trattenute di 1.100.000 euro. Noi, da parte nostra, continuiamo con il lavoro sulla residenzialità e siamo in attesa dei fondi del PNRR. E in queste ore si parla molto di rischio idrogeologico in Italia, ovviamente, insomma, a nord-est per il momento la situazione è molto più tranquilla rispetto a quello che sta accadendo, ad esempio, insomma, lo sapete, nel sud soprattutto, ma con la tragedia, insomma, che c'è stata, e c'è da dire comunque che in questo interessante servizio di Daniele Garbin facciamo un po' il punto della situazione sul rischio idrogeologico per quello che riguarda la provincia di Vicenza. Sarebbero 30.000 i vicentini in tutta la provincia a risiedere in zone ad alto rischio idrogeologico, secondo i dati elaborati dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La recente tragedia di Ischia ha riportato drammaticamente alla ribalta della cronaca il tema della protezione ambientale in ciascuno dei comuni maggiormente a rischio. A Reguaro Terme, ad esempio, a rischio frana sarebbero 320 cittadini e 152 edifici. Noi stiamo monitorando diverse per il rotolone, che è famoso, ma al momento noi preme in particolar modo un territorio che già da parecchi anni ha dei grossi problemi e dobbiamo per forza di cose intervenire. Abbiamo chiesto in regione che ci sia una possibilità economica per poter far fronte a questo. Ci sono diversi abitanti. Ecco, confidiamo che per quello che sta accadendo in Italia ci sia una maggior sensibilità e anche un aiuto da parte non solo della regione ma anche del governo stesso. A forte rischio idraulico invece a Torri di Guartesolo sarebbero quasi 5.000 persone e oltre 1.000 edifici. Le piene del Tesina saranno sempre pericolose, almeno fino al momento in cui non si realizzeranno le opere delle quali si parla da molto tempo ma che non sono ancora state realizzate. Parlo di bacini a monte, quindi diciamo nella zona pedemontana. Questi bacini servirebbero sicuramente per regimare le piene, quindi evitare il pericolo per la pianura e anche ad avere l'acqua per l'estate per riuscire a fare irrigazione. Queste sono opere importanti che devono essere finalmente affrontate ed eseguite. Servizio che spiega molto bene che cosa potrebbe succedere, cosa sta succedendo in provincia di Vicenza. Torniamo alla cronaca a Padova, perché da qualche giorno un giovane tunisino era fuggito dalla comunità per minori a cui era stato affidato e appena fuggito ha minacciato e picchiato un connazionale di 48 anni, però quindi molto più grande di lui, e è stato arrestato dai carabinieri. Arrestato con l'accusa di aver colpito con calci e pugni un connazionale 48enne. Guai per un giovane tunisino che dichiara di avere 16 anni, ma gli esami delle ossa a cui è stato sottoposto dimostrerebbero che è maggiorenne. Il giovane pretendeva di usare il cellulare del 48enne minacciando l'uomo anche con una mannaia da cucina. Non contento, voleva che il connazionale gli pagasse una spesa al supermercato.
I due sono quindi andati in un supermercato di via Chiesanuova, dove però il 48enne è riuscito a chiamare i carabinieri che, giunti sul posto, hanno identificato il ragazzo e dopo una perquisizione hanno sequestrato la mannaia. Ora il giovane è accusato di tentata rapina e lesione. È stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Padova e, non avendo una fissa dimora, la permanenza notturna in una comunità in attesa del processo. Purtroppo cronaca anche da Venezia, perché a Chioggia c'è stato un raid vandalico che ha danneggiato i campi di beach tennis. Ovviamente, insomma, sconcerto, solidarietà per i gestori dell'impianto, arrivate anche dalla regione queste attestazioni di solidarietà. Un raid vandalico ha provocato danni per migliaia di euro ai campi di beach tennis della J-Points di Chioggia. Un gesto che ha scosso la comunità, se è vero che già in diversi hanno manifestato solidarietà ad una struttura molto frequentata in una città dove non ci sono tanti spazi per i giovani, anche aiutando a ripristinare i primi danni. È stato un atto atroce, noi comunque non molliamo, andiamo avanti perché noi abbiamo anche una missione, che è la missione di portare qui i nostri giovani e evitare a loro di andare in strade, diciamo, poco sicure, ma anche un grande impegno è quello del turismo, dello sport inclusivo, scusate, perché appunto noi operiamo anche nell'inclusività sportiva. Il consigliere Jonathan Montanariello ha voluto porgere di persona la solidarietà del Consiglio regionale. Respingiamo al mittente ogni intimidazione, ha detto, auspicando che i responsabili vengano presto individuati. È un atto di vandalismo gratuito senza alcun senso a un'associazione che fa tanto per il territorio, un'associazione che si occupa di sport, di socialità, di tutte quelle cose sane, di inclusione che permettono alla nostra città e ai giovani di progredire. Quindi in massima solidarietà siamo qui per dire di andare avanti e di non fermarsi. Adesso andiamo a Montecchio Maggiore, quindi in provincia di Vicenza, perché si alza il sipario su Natale, quindi anche qui dal 3 dicembre l'accensione dell'albero e diciamo, tutte le iniziative con una spiccata marcia verde, green, che in effetti comunque hanno parecchie amministrazioni comunali a nord-est. Un magico luogo popolato da gnomi, elfi, il Grinch e altri personaggi fiabeschi che accompagneranno bambini e famiglie in un percorso guidato fino all'incontro con Babbo Natale in persona, al quale potranno consegnare le letterine. Si tratta della vera dimora di Babbo Natale, allestita a partire dal 3 dicembre al complesso ipogeo delle Priare. Rientra nella serie di iniziative organizzate a Montecchio per le festività, insieme a mercatini organizzati dalle scuole, concerti ed eventi di solidarietà in cui sarà coinvolto il mondo del volontariato. Il sipario si alza sabato 3 dicembre con l'accensione dell'albero alle 16:30 in piazza Marconi, che riserva quest'anno una sorpresa green. Il nostro nuovo albero, che sarà l'albero anche del futuro. Ci sarà delle sorprese, uno spettacolo a cura della Fantasy World, i bambini del coro Piccole Stelle, la banda Ceccato, vi aspettiamo tutti. Albero del futuro perché il Natale a Montecchio avrà una marcia ecologica. Si tratta di un pino alto 8 metri, dotato di impianto radicale che è stato piantato nei giorni scorsi e che crescerà, secondo le previsioni, di mezzo metro all'anno per essere utilizzato anche in futuro. E a proposito di luci natalizie, però a Padova c'è una polemica, l'amministrazione ha appena presentato il programma natalizio, sottolineando un risparmio del 30% sui consumi grazie insomma degli accorgimenti, ma Italia Nostra è contraria comunque alle luci natalizie e scrive all'amministrazione comunale. Nemmeno il tempo di accendersi e già le luci natalizie che addobbano Padova dallo scorso fine settimana stanno creando polemiche. L'ultima in ordine di tempo, quella sollevata da Italia Nostra, che è contraria alle luminarie posizionate sulle porte monumentali della città. Non si possono addobbare come alberi di Natale dei monumenti storici del Cinquecento, sono delle porte monumentali, 2 delle quali opere preclare di un grande architetto che ha lavorato a Padova nel Cinquecento, che è Giovanni Maria Falconetto. Crediamo che non sia opportuno decorare questi monumenti del Cinquecento con questa fila di lucette che insomma veramente
sviliscono il monumento ha una sua dignità, deve essere rispettata. Italia Nostra ha così scritto una lettera al sindaco Sergio Giordani, al vice sindaco Andrea Michalizzi, che ha la delega al patrimonio delle mura, e all'assessore alla cultura Andrea Colasio, chiedendo che venga rispettato e non spettacolarizzato e ridicolizzato quello che è il primo monumento in città per grandezza, ovvero la cinta muraria. La lettera di Italia Nostra sottolinea come quello delle luci natalizie sia solo un piccolo peccato in confronto ad altri progetti che a loro dire minano la tutela delle mura. Stanno costruendo la nuova pediatria sopra il bastione Cornaro di Michele San Micheli, 100.000 metri cubi di roba. Da una parte il comune restaura le mura e dall'altra gli cala 100.000 metri cubi sopra. Ecco, sono cose che noi abbiamo sottolineato anche in questa missiva, in questa lettera. Dibattito aperto, polemica, direi più che dibattito aperto, vedremo la risposta del Comune. Noi siamo arrivati alla fine, è ora di pranzo, quindi vi auguriamo tutti noi di Rete Veneta un buon pranzo, però poi tornate subito dopo con noi, rimarremo insieme per tutto il pomeriggio con i nostri programmi e poi torneremo attorno alle 18:50 con i notiziari, con le informazioni da Bassano, da Vicenza, insomma ovviamente non perdetevi nulla e quindi buon pomeriggio, grazie per averci seguito e a più tardi.